Qui siamo all'interno del Parco regionale dei Colli Euganei, che comprende tutto il confine di queste colline e anche un pochino di pianura circostante, ed è quella che vedete alle mie spalle, con questo paesaggio che rappresenta molto bene gli scorci peculiari di queste colline. Siamo a mezz'ora di strada da Padova e a circa un'oretta da Venezia, molto comodi alle stazioni, molto comodi all'aeroporto. È una zona che oggi viene scoperta molto dal turismo nord europeo. È una zona che contiene tantissime ricchezze, tantissime opportunità, e nell'itinerario di oggi andremo a mostrarvele, a raccontarvele. Non so se basterà il tempo, perché effettivamente nello spazio di una trasmissione dubito che riusciremo a raccontarvi davvero tutta questa ricchezza. Io sono Francesco Loreggian, sono una guida naturalistica della Regione Veneto e lavoro in questo territorio straordinario che sono i Colli Euganei. Cominciamo il nostro viaggio da Casa Marina, che è un luogo molto rappresentativo della ricchezza e complessità dei Colli Euganei. Qui ci troviamo nel comune di Galzignano Terme e Casa Marina è il centro per i visitatori del Parco regionale dei Colli Euganei. È anche laboratorio per l'educazione naturalistica, dove accogliamo scolaresche e chiunque voglia venire a visitare e a scoprire le ricchezze del territorio. È anche ostello, quindi si può dormire anche con scopo turistico, semplicemente per rilassarsi, ed è anche punto informazioni per gli escursionisti che ogni weekend e ormai anche durante la settimana vengono sui numerosi sentieri che da qui partono o intorno a cui passano. A Casa Marina è ospitato anche il Giardino Botanico dei Colli Euganei, che riproduce la ricchissima diversità vegetale che è solo una componente di quella grande biodiversità di cui parlavamo poco fa. Il Giardino Botanico è curato da Veneto Agricoltura, ente strumentale della Regione Veneto. Piante che sono riportate nei loro habitat e non sono, diciamo, con un approccio museale classico, ma proprio con un approccio molto integrato con l'ambiente circostante e molto piacevole anche da visitare. Si trova nel versante ai piedi di Casa Marina, è una superficie piuttosto grande, è aperta sempre, quindi chiunque può venire qua, ed è anche il terreno di gioco dei campi avventura, che sono i campi estivi che facciamo per i ragazzi durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche, ospitando ragazzi che vengono da tutta Italia. Questi colli sono stati abitati dall'uomo da tempi antichissimi, la presenza dell'uomo qui è davvero notevole. Ci sono borghi, ci sono ville, ci sono castelli, ci sono ricchezze davvero notevoli. Però per vedere queste e esplorarle vi lascio nelle mani molto più sapienti della mia collega Claudia Baldin, guida turistica, che vi accompagnerà ad Arqua Petrarca, luogo simbolo della presenza umana sui Colli Euganei, per raccontarvi appunto questo lato della ricchezza euganea. Grazie Francesco, hai parlato anche di cultura sui Colli Euganei, infatti ci troviamo in uno dei borghi più belli d'Italia, Arqua Petrarca. Mi trovo nel borgo inferiore di questo piccolo comune che ha mantenuto però nei secoli un aspetto veramente ancora originale e tradizionale. Infatti è molto legato al Medioevo e alla figura di Francesco Petrarca. I Colli Euganei, sacri alla memoria del Petrarca, sono i resti di un gruppo vulcanico dell'era cenozoica. Quel che avvenisse all'inizio dell'era cenozoica, o se preferite terziaria, è presto detto. Avvenne che la crosta terrestre, fino a quel momento uniforme e pianeggiante, prese a buttar fuori montagne, tanto fatte e si spalancò in baratri profondissimi, subito colmati dalle acque catarranti da ogni dove. Ho letto un brano tratto da Invito al Veneto di Diego Valeri, uno scrittore di Piove di Sacco, quindi in provincia di Padova. Sono tantissimi infatti gli scrittori che sono arrivati un po' in tutti i secoli anche qui sui Colli Euganei e ad Arqua Petrarca.
Potremmo dire tutta colpa di Francesco Petrarca o grazie a Francesco Petrarca, autori del calibro di D'Annunzio, Shelley, Foscolo hanno effettuato nei nostri colli un vero e proprio pellegrinaggio letterario, anche all'interno di quel grande viaggio che è il Grand Tour europeo. Ma non sono solo passati, hanno amato talmente tanto questi paesaggi che li hanno trasformati in paesaggi letterari, descrivendoli nelle loro opere di poesia e di prosa che potete leggere anche all'interno del borgo in alcune targhe letterarie. I Colli Euganei sono un'area che ha avuto origine con un evento orogenetico davvero singolare. Qui dove ci troviamo noi, prima di allora, c'era un grande mare. A un certo punto, 42 milioni di anni fa, c'è stato un primo periodo di vulcanismo attivo e in questa zona, in maniera molto circoscritta, all'intorno dei 30-35 milioni di anni fa, c'è stata una seconda fase vulcanica molto più violenta, caratterizzata da lave acide che hanno spinto ulteriormente questo fondale fino a farlo corrugare, ad assumere le forme che oggi vediamo. Mi trovo nella piazza in cui si trova la tomba di Francesco Petrarca, questo vate che è nato in Toscana ma che ha trovato qui sui Colli Euganei il suo buon ritiro, un luogo per riposare le ossa, la mente e dove muore nel 1374. E ora partiamo e cominciamo a visitare il borgo verso la parte superiore. Siamo arrivati nella parte superiore del borgo e ci troviamo vicino alla casa di Francesco Petrarca. In questa casa lui ha vissuto come nonno, come papà e quindi con la sua famiglia ha trascorso gli ultimi anni della sua vita. Non solo nella casa ma anche nel Brolo, in questo giardino, che ci dicono essere stato curato direttamente con le sue mani. Quindi un pollice verde, un Francesco Petrarca anche agricoltore, sicuramente affascinato dalla bellezza dei Colli Euganei, dalle tante piante che qui ovviamente ancora oggi vi crescono, quindi gli olivi, le giuggiole, i melograni che trovano in ogni stagione la loro fioritura e ovviamente anche danno i loro preziosi frutti. E ovviamente non potete andarvene da questo borgo senza aver bevuto il brodo di giuggiola. Questo liquore è fatto ovviamente con le giuggiole di Arquà Petrarca ed è proprio da qui che deriva il detto, la frase che tutti noi usiamo, andare in brodo di giuggiole, perché si dice che chi mangi il frutto oppure beva questo liquore raggiunga una sorta di estasi. Provo intanto per voi. Quando parliamo dell'origine vulcanica di questi colli, che è molto evidente nel paesaggio che si può ammirare da questo versante con i coni che si ergono ripidi sopra dei pendii molto più dolci, non possiamo non pensare e non guardare alla viticoltura che affonda le sue radici nei suoli che si sono formati proprio dalla preziosa mescolanza dei suoli vulcanici con il substrato calcareo che c'era prima. Il Monte Venda, che è il più alto dei Colli Euganei, sui 600 metri, racconta molto bene l'origine vulcanica di questi colli e rappresenta ancora meglio come la viticoltura affonda le sue radici proprio su questa origine vulcanica. E infatti proprio sul suolo dove appoggio i miei piedi in questo momento si trova la mescolanza della roccia vulcanica che costituisce la parte sommitale del monte, quella più ripida, con la roccia calcarea che si trovava sul fondale sottomarino, da cui queste lave sono uscite spaccando il fondale e andando a solidificare al di sopra di esso in alcuni casi. In questo caso il Monte Venda si è formato proprio così e quindi su questo suolo che stiamo pestando oggi si trova la miscela perfetta di queste due rocce completamente diverse che sono arrivate a fondersi insieme nel terreno su cui poi la vite cresce e riesce ad estrarre tutta la ricchezza dell'una e dell'altra.
dei Colli Euganei è una storia molto lontana, da sempre si è fatta uva e vino, e addirittura ai tempi dei Romani Este era un grande centro di commercio del vino, e poi nel Medioevo fu il conte Alberto da Baone che riportò la viticoltura sui Colli Euganei. I Colli Euganei sono un territorio straordinario, hanno sempre fatto parte dal 1405 comunque della Serenissima Repubblica di Venezia. Abbiamo delle caratteristiche climatiche straordinarie anche perché siamo molto vicini al mare, a 30 miglia dal mare, quindi questi sono dei vini che hanno una forza e un'eleganza data proprio dal sole e anche dall'escursione termica che c'è tra giorno e da notte. Addirittura in zone come Arquà o Baone o tutta la zona sud c'è il fico d'India, e quindi questo fa capire quanto, nonostante siamo a nord, sia una zona di produzione dove i vini sono vini di terra, dei terroir, però hanno il sole nel cuore. Partendo dai bianchi, il più famoso e il più riconosciuto è il fior d'arancio Colli Euganei, denominazione di origine controllata e garantita, che può essere prodotto nelle versioni secca, spumante e passita. È un moscato giallo, quindi si differenzia dal moscato piemontese che invece è un moscato bianco, è un'uva un po' più rustica, molto profumata, molto aromatica, è una buccia robusta e un colore giallo marcato. Mentre per quanto riguarda i vini rossi, questa è zona di Merlot e Cabernet, da noi si chiamavano Cabernet una volta, perché sono stati piantati qua già alla fine dell'Ottocento. C'è un'azienda addirittura dell'Ispida che vinse un premio nel 1900 come migliore Cabernet in Europa, e questo dimostra veramente quanto questo vitigno che è francese di origine si sia acclimatato e sia diventato per noi un vitigno tradizionale. Qui viene declinato nel Colli Euganei Rosso DOC, che è un blend di Merlot e di Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, e anche in qualche caso si può aggiungere anche un vitigno autoctono come il Raboso, oppure i vitigni in purezza che sono poi il Cabernet Sauvignon o il Cabernet Franc dei Colli Euganei. Se lei fa una degustazione alla cieca dei vini dei Colli Euganei con altri vini, il timbro dei nostri vini emerge sempre. Poi è ovvio che a seconda della situazione, dall'esposizione, dall'altitudine e anche un po' dalla sapienza dei nostri colleghi agricoltori, ogni azienda ha una sua identità ben precisa. La Montecchia, appunto, è la propagine più a nord dei Colli Euganei, è un'azienda storica, è sempre stata della mia famiglia, io sono la 22esima generazione, è sempre stato fatto vino. Questo è dimostrato anche dall'affresco della vendemmia di Dario Varottari, che fu l'architetto e il pittore di Villa Emo Capodilista, e quindi noi ci troviamo comunque a portare avanti una tradizione con grande entusiasmo. A Vo' Eugano, nella sede del consorzio dei Colli Euganei, di cui poi ho avuto l'onore di essere presidente tanti anni fa, c'è appunto il Museo del Vino, un museo che io invito a visitare perché è molto concentrato, però è molto ben fatto e si capisce veramente quanto sia antica la nostra tradizione. L'origine vulcanica di questi colli ci regala oggi un'altra risorsa molto preziosa che è legata proprio a questo vulcanismo originale, ed è il termalismo. Il termalismo lo troviamo in un centinaio circa di stabilimenti che si trovano già nella vallata qua sotto di noi, che è la Valle di Galzignano Terme, e poi molto più numerosi nei centri famosi di Abano e Montegrotto Terme. L'acqua che corre nelle falde profondissime a migliaia di metri di profondità sottoterra risale rapidamente conservando il calore che ha acquisito in profondità. Ecco quindi che allora la temperatura molto alta, anche sopra la media di queste terme, perché l'acqua esce anche a 80 gradi, è dovuta non tanto a un'attività vulcanica ancora esistente, quanto piuttosto alla conservazione del gradiente geotermico normale, che è l'aumento di temperatura che si incontra in profondità dentro alla crosta terrestre.
Le terme di Abano e Montegrotto sono il bacino più grande d'Europa. Più di 100 strutture alberghiere offrono la possibilità di beneficiare di una risorsa preziosa e unica al mondo, la nostra acqua. L'acqua inizia il suo percorso nelle prealpi venete e dopo un viaggio a grande profondità, molto lungo, si parla di oltre 100 anni, riaffiora nel nostro territorio carica di proprietà benefiche uniche al mondo. È un'acqua pura, è un'acqua che scioglie le contratture muscolari, ha fortissime proprietà antinfiammatorie, un'acqua che rinvigorisce il corpo e rasserena la mente. Le strutture alberghiere di Abano e Montegrotto hanno coniugato questo dono naturale in una serie di servizi per i nostri ospiti. Naturalmente la balneoterapia e le nostre piscine, che sono godibili tutto l'anno, proprio perché riusciamo a modulare la temperatura dell'acqua rendendola calda in inverno e più fresca d'estate. Un'altra caratteristica fondamentale dell'utilizzo dell'acqua termale nelle nostre strutture è il fango termale. Infatti il fango diventa il viatico attraverso il quale riusciamo a trasmettere al corpo umano le proprietà benefiche dell'acqua. I due elementi vengono uniti in un percorso di maturazione che crea un biofilm organico dalle straordinarie capacità antinfiammatorie. La prerogativa delle nostre strutture termali è quella di avere tutto comodamente all'interno dell'albergo. Un centro termale che è un vero e proprio presidio sanitario e spa moderne che offrono sia trattamenti beauty che trattamenti wellness. Ogni colle, sono circa 100 sommità, quelle che si possono contare, ha una forma diversa dall'altra e questo determina un paesaggio ricchissimo. Si va dai versanti a sud dove si trova la vegetazione tipicamente mediterranea, ai versanti nord dove abbiamo ambienti alpini, con tutte le condizioni intermedie che si incontrano passando dall'uno all'altra. Sono più di 1600 le specie vegetali che si trovano su questi colli, che sono rappresentate nel giardino botanico di Casamarina, ma che si possono trovare anche facilmente facendo uno qualsiasi dei 20-25 sentieri dei colli euganei, che poi in realtà sono anche molti di più perché i collegamenti non si contano. Ed è grazie a questi sentieri che i colli euganei possono essere fruiti da qualsiasi tipo di attività outdoor. Si può correre, si può camminare, si può andare con la famiglia, ci sono persino sentieri che si possono fare in passeggino. Al tempo stesso ci sono itinerari di lunga percorrenza come l'Alta Via che richiede il pernottamento, ma c'è la possibilità di sbizzarrirsi per la mountain bike, dal cross country al freeride, dall'enduro. Tutti gli amanti della bicicletta trovano su queste colline un terreno ideale. In una delle emergenze più singolari, dove si vede perfettamente l'origine vulcanica con una grande parete di un centinaio di metri di trachite nuda, si trova anche una falesia dove è possibile praticare l'arrampicata sportiva ed è molto apprezzata addirittura dall'inizio del secolo scorso. In mezzo alla natura proprio, dove è possibile giocare a golf, uno sport meraviglioso per tutte le età, si può iniziare molto piccoli, già dai 4 anni, ma si può continuare a praticare per tutta la vita. Abbiamo turisti da tutto il mondo che vengono perché è una realtà molto particolare dove si può provare l'esperienza della vita italiana con anche lo sport, e il cibo e tante buone cose. Noi qui facciamo tantissimi corsi anche per principianti o per giocatori molto bravi, abbiamo tutti i livelli e è un'esperienza che vogliamo proprio consigliare a tutti.
E dopo aver praticato tutte queste attività sportive, ma anche non necessariamente super sportive, anche da amatori, questo è un ambiente che vi permette di rilassarvi, di fermarvi, di guardare quello che c'è intorno, e solo questo paesaggio è ristoro, che è esattamente quello che ci vuole alla fine di uno sforzo per appagarsi e godersi quello che si è appena vissuto. Colli Ugani, che dire, penso che qua di tradizione ce ne sia in abbondanza, dai piselli di Baone all'oca, alle ciliegie. Oggi vado a presentare due piatti, uno è il fiore fritto, per cui tempura, mais fen, che è una tipologia di mais trattato che sembra che per renderlo più croccante, gelato di piselli, per cui tradizione piselli di stagione, paprika e aneto. Poi abbiamo un risotto al pesto con frutta. Abbiamo frutta di stagione, per cui albicocche, melone, anguria, pesche, e alla fine lo mantechiamo con maionese di mandorle, per cui anche senza latticini. Mandorle, limone e sopra mettiamo la frutta condita con olio, sale e condimento bianco. Per cui buon appetito! Dai Claudia, spicciamoci che dobbiamo ancora andare al Salto delle Volpi e al Buso della Casara. Beh Francesco, allora ci sarebbero tante altre cose, Este, Monselice, Torreglia. Sì, e poi ci vorrebbero settimane per vederli tutti. Non so come possiamo fare adesso. Dunque, a malincuore direi che ci salutiamo, però ci sono tantissimi altri posti sui Colli Ugani e quindi noi vi aspettiamo. Vi andremo a visitare insieme.